Avete visto che stamattina mi pare un bocciuolo, una rosella immagine, forse a qualcuno può fare pure per papà, chi lo sa. Oggi facciamo una bella frittata di riso, a modo mio, pigliate carta e penna e venite a presso a me. La prima cosa ci serve riso già scaldato, mi raccomando, lo dovete scaurare, ok? Lo lessate, scaurate, lo mettete in una ciotola con un po' di burro. Io aggiungo sempre il mio dado, il mio cubetto di ghiaccio al basilico. Voi dicete, Maria, perché il basilico? Ma lo faccio vedere. Se voi non tenete il cubetto di basilico, ci potete tritare il basilico fresco. Aggiungiamo salsa di pomodoro. Quando lo vedete rosso, rosa, dipende a voi come vi piace. Aggiungete anche il pomodoro. Io ci butto tutto quanto perché a me mi piace un po' più rosso, viene tipo un arancino gigante rosso. Adesso aggiungo parmigiano reggiano a quantità e continuiamo a mescolare. Aggiungo 3 uova. La quantità di riso non ve la so dire, dipende voi quanti ne siete. Questo è circa mezzo chilo. Voi potete fare doppia dose e fate 1 chilo di riso. E mo facete un bello mesca Francesco, mi raccomando. Aggiungo un po' di sale, sempre quello là del mare, dell'Himalaya, voi sapete a me che il sale sta sul mare, o per la montagna dell'Himalaya c'è sto mare, io ci metto il sale e un po' di pepe. Adesso prendo mezza pezzetta di burro, ce la metto nella padella, così, e lo fate sciogliere. Potete usare anche l'olio, Adesso aggiungo un po' di pane grattugiato. Adesso prendo metà della sfravacatura, cioè metà del riso che abbiamo preparato con tutto il mesca Francesca, lo vado a mettere nella padella e ci faccio il primo strato. Dopo che avete fatto il primo strato, io tenevo il galbanino e ci metto il galbanino, ma voi ci potete mettere quello che tenete, anche i salumi se vi fa piacere, un po' di prosciutto cotto. Io l'ho fatto un po' più light di scimmia, così, e lo sistemate tanto bene e poi pigliate un resto, la sfravatura, questa qua, del riso, e ce la buttate sopra, ecco qua. Poi a livello, no, a livelli totò, vogliate a sistemare, mi raccomando, sistematele tanto belle. Dopo che ve l'avete sistemata tanto belle, ci mettete qualche fiocchetto di burro sopra, così, ecco qua, ci lo disegnano, e poi dopo un altro poco di pane grattugiato, perché dopo la mavuta sotto in coppa. Ecco qua, ci siamo, e 1 e 2 e 3, guardate che bellezza, guardate. Ora la prendiamo e la mettiamo nel piatto, assaggiamo, vediamo com'è venuto sta frittatura. Questo è un mega arancino. Secondo me è venuto uno spettacolo. Assaggiamo. Buon appetito e buona giornata a tutti quanti.